E il vento disse: possa tu essere forte come la quercia, ma flessibile come la betulla, stagliarti imponente come la sequoia con la grazia del salice, possa tu portare sempre frutti ogni giorno della tua vita sulla terra. Parte così, con questa bella preghiera dei nativi americani, l'ultima puntata del mese di settembre 2012. Settembre era il mese più atteso dal mondo contadino. Lo si viveva con la speranza di recuperare il raccolto estivo e settembre spesso non deludeva il cuore del contadino con le sue giornate di sole. Maturava l'uva, maturavano le mele ed ogni sorta di frutti. Settembre era anche il mese della raccolta del gran turco, sorgo, e tutti i membri della famiglia contadina dopo cena si trovavano a descarfogliar o descartosar panoce. Si scartocciavano le pannocchie dal loro involucro, il cartoccio. Si parlava di tutto, si cantava. Era vita dura un tempo, vissuta intensamente. Fino a qualche decennio fa le comunità rurali che si dedicavano all'allevamento erano nomadi. Nel corso dell'anno si spostavano con il bestiame alla ricerca di erba buona, seguendo sentieri antichi. Il ritmo della vita era dato da questi spostamenti per tappe che coinvolgevano tutta la famiglia. Dalle case in paese o sul fondovalle si saliva al Maggengo in primavera, per poi salire al Pascolo nel cuore dell'estate. Dopo circa un mese si scendeva per fermarsi di nuovo al Maggengo e infine si ritornava al paese in autunno. Ci si spostava a piedi, guidando il bestiame e portandosi gli attrezzi per la fienagione e per la lavorazione del latte, ma anche gli animali da cortile e i maiali. I paesi si spopolavano, riprendevano vita le montagne e si aprivano le baite che erano rimaste chiuse per mesi. Questo modo di utilizzare le risorse del territorio spostando le mandrie era detto transumanza, attività tramandata per secoli. Ecco un testimone appassionato della transumanza, è Marino Pagiusco, tutta la famiglia Pagiusco di Bressanvido, in provincia di Vicenza. Tutti gli anni, all'inizio del mese di giugno, in Villa Pagiusco si manifesta il rituale conosciuto nell'ambiente contadino. La partenza della mandria, giornata importante, emozionante. Ci si alza alle 4 del mattino più o meno e dopo una buona colazione si carica la mandria e si parte per la montagna. Un tempo la si raggiungeva a piedi. La destinazione è Marcesina e lì le creature transumanti trascorreranno 4 mesi. Si tratta di una grande avventura. E quando l'animata carovana arriva nella piana, ogni componente si dirige verso gli ambienti familiari che ha lasciato l'anno prima. E loro, Marino, cosa fanno? Quando noi portiamo le vacche dall'azienda alla montagna, alla Malga, che come noi che già 16 anni che siamo lì in quella Malga Marcesina, loro la prima cosa che fanno giro di tutto il suo territorio, che ci siano recinti o non recinti, loro stanno lì, possono andare fuori di 2 metri, ma loro sono lì. E loro quando hanno fatto il suo percorso, il suo giro del suo territorio, loro non si muovono più. Loro stanno lì, sanno dov'è l'erba migliore, l'erba meno migliore, ma loro non si muovono, loro sanno tutto. Vedi caso che 4 anni che non andiamo più in Campomanzo Marostica. Ieri, venerdì sera, siamo partiti da Ponte Campana e siamo venuti giù al semaforo per venire a 9, verso 9. Una vacca si è fermata, è girata e è andata in Campomanzo. E lei sa la strada. Sono cose... La memoria storica. Loro sono impensabili. È 4 anni, 5 che andiamo ad Asiago, in centro Gallio per venire in Valbella si fermano e guardano la strada. Loro sanno tutto. Noi pensiamo, ma loro sono più capaci di noi. Loro sanno quello che fanno, sanno dove sono e sono contente. Incomincia per tutto una grande stagione nei pascoli infiniti dell'altopiano. Transumanza, storia antica,
lunga quasi quanto quella dell'uomo. Quando era tempo di transumanza, era festa per l'intera comunità. Si celebrava il concludersi della stagione estiva e l'approssimarsi dell'inverno. Ma per entrare nello spirito della transumanza è necessario parlare di vita in montagna. Il bestiame, una volta salito dal piano e dalla valle, pascolava nei prati per 3-4 mesi. La malga è il riferimento formato da un insieme di pascoli che si trovano in alto, oltre il limite dei prati coltivati, e da un caseggiato centrale. Nel caseggiato, il baito, abitano i vaccari, che accudiscono al bestiame, e gli addetti alla lavorazione del latte. Accanto all'abitazione degli uomini ci sono di solito una stalla per eventuali capi di bestiame ammalati e per il toro, un pollaio, un recinto per i maiali e un po' lontano uno stallone dove le bestie più avvedute ed esperte si rifugiano durante le burrasche. Di sicuro il centro di tutta l'attività della malga è la stanza più grande del baito. In essa, che serve anche da cucina, avviene la lavorazione del latte. Il casario in malga è una sorta di patriarca. La bravura con cui egli sa trarre dal latte l'ottimo burro, il caratteristico formaggio, gli conferisce proprio un'indubbia autorità. E dopo lunghe giornate intense ma serene, la mandria ridiscende al piano carica di energia vitale. Sono tanti, Marino, i momenti importanti che uomini e bestie condividono un giorno dopo l'altro, anche l'operazione Campanacci. Questo è un inizio di preparazione per la transumanza. Ma di ritorno? Di ritorno, ma la transumanza di ritorno. E allora quando tu prendi un campanaccio, uno, e appena lo fai sbattere un minimo, loro hanno già capito, ma loro hanno già capito lo stesso la fine stagione è. Loro hanno capito, non è da insegnare nulla alle vacche. E già, un rituale anche questo che segna il passo della vita in malga. Quei contadini della pianura partiti con la loro mandria per condurla in montagna e vivere l'alpeggio finiscono la loro corsa e divengono malghesi. D'ora in avanti la dimensione sarà montana. Torniamo in pianura, nella terra delle risorgive, Bressanvido, da dove sono partiti tutti i nostri discorsi. Offre spaccati di civiltà contadina veneta affascinanti, così come affascinanti sono le ville. Nelle case rurali sparse nel territorio si sono formate intere generazioni. Questi ambienti parlano di un modo di essere, pensare, amare, pregare, lavorare, mangiare, vestire, divertirsi. Dai Pagiusco si incontra proprio uno spaccato della civiltà contadina. Olinto, Valentino, Rino, Marino e Francesco sono i testimoni di una storia infinita. Quella storia che da gennaio a dicembre di ogni anno, con sole, pioggia, vento, neve, caldo, freddo, si manifesta e procede. Ci troviamo in un posto bellissimo, posto dei prati stabili, in un territorio che veramente è molto amato non solo dalla gente del posto ma anche dalle molte persone che vengono a vedere anche le risorgive. Io ricorderei 3 A molto importanti: agricoltura, A come agricoltura, A come acqua e A naturalmente quello che riguarda proprio questo territorio, ambiente. In questi giorni, ma non solo in questi giorni, viene fatta la transumanza e naturalmente non dobbiamo dimenticare che il bestiame, le mucche, si spostano dalla montagna alla pianura e in senso inverso nei primi mesi dell'anno. In un territorio che veramente con questi prati, con quest'acqua, vuol dire produrre formaggio stupendo, vuol dire produrre prodotti della terra che sono molto molto importanti proprio in questo territorio.
Il Consorzio di Bonifica Brenta però ha una cosa molto importante che la sta ribadendo in questi ultimi anni. La situazione climatica, i cambiamenti che ci sono hanno bisogno di essere accompagnati con fatti più concreti. L'acqua, proprio per la situazione climatica, anche quest'anno ha creato molti problemi. Come dicevamo prima, quando non c'è acqua tutti la vogliono. Allora bisogna fare qualcosa di più, cerchiamo di farlo in sintonia con le regioni, con le province, con i comuni, per creare veramente qualcosa dove è possibile, esempio degli invasi, dei serbatoi, per avere acqua nei momenti di bisogno. Il problema degli invasi è importantissimo. Una parola da parte sua. Sì, non posso che confermare questo, anche perché l'andamento climatico, il cambiamento climatico che stiamo vivendo ne dimostra sempre di più la necessità. Le alluvioni del 2010 sono avvenute meno di 2 anni fa, la siccità del 2012 è appena passata, quindi effettivamente continuiamo a vivere questi periodi di estremi variabili e solo degli invasi dei polmoni che regolino le portate dell'acqua possono venire incontro a uno sviluppo futuro, a una conservazione futura di questo bene così importante. Naturalmente quando si viene chiamati in prefettura a Belluno, si viene chiamati, e io ne ho molto piacere di partecipare, di essere presenti, in Regione Veneto assieme all'amministrazione competente, all'assessore competente, ad altri funzionari per portare avanti questa tematica, vediamo che alla fine viene fuori sempre il solito problema, che quando c'è tanta acqua, che non sia troppa, però va tutto bene. Quando ce n'è poca i problemi ci sono. Allora questo tavolo di concentrazione deve passare alla concretezza e il mio è un umile appello come Presidente del Consorzio Brenta per fare qualcosa, per far sì che negli anni successivi venga preso concretamente l'aspetto di andare avanti assieme anche alla provincia di Trento, perché questo serbatoio ricaderebbe anche in parte nella provincia di Trento, e per cercare veramente di fare qualcosa di concreto per gli anni futuri. Non dobbiamo pensare a noi in questi momenti che possono essere favorevoli, ma anche ai nostri figli, perché forse un giorno i nostri figli ci chiederanno: ma perché non è stato fatto questo? Le situazioni climatiche stanno peggiorando, non migliorando la situazione dell'acqua, che è un bene comune. Questo posto ingegnere è proprio strategico. Finisce l'alta pianura, incomincia la media pianura. Zampillano le acque delle risorgive, si concentrano ville e manufatti architettonici di pregio. Passa la strada napoleonica. Qua c'è un po' tutto, c'è anche la bonifica che è nata con i Benedettini e di cui noi siamo indegni eredi negli anni 2000, e da quell'epoca è iniziato l'utilizzo del territorio, inizialmente solo a scopo agricolo e poi via via fino ai giorni d'oggi. Questo è un piccolo esempio dove ci troviamo noi, di un restauro di un manufatto storico. Era una beverara, ovvero un luogo dove venivano portati gli animali ad abbeverarsi con l'acqua dei canali. Non solo venivano usati dal bestiame, ma anche per lavare i panni, e quindi questi usi, che andavano oltre a quello appunto prettamente irriguo per cui erano nati, dimostravano non solo quali fossero i vari utilizzi che potevano farsi con l'acqua nel territorio, ma anche testimoniavano della eccezionale qualità di quest'acqua, perché per far bere appunto degli animali o per pulire i panni evidentemente l'acqua era di qualità eccezionale, una qualità che è rimasta tuttora, perché le acque di questo territorio per fortuna sono ancora ben conservate anche da questo punto di vista. Questo manufatto era in condizioni disastrose di abbandono, e per fortuna, su segnalazione anche dei proprietari che vivono qua vicino, c'è stata segnalata questa necessità di intervento e il Consorzio immediatamente ha ritenuto di provvedere, appunto anche per recuperare un segno della storia che dia anche alla cittadinanza odierna un po' una sensibilizzazione sull'importanza dell'acqua nel territorio. Il tema dell'acqua scatena l'interesse della maggior parte, l'importante è che scateni la sensibilità di tutti. Torneremo a parlarne molto presto. Ringraziamo il presidente del Consorzio di Bonifica Brenta, Danilo Cumà, e il direttore Umberto Niceforo per il loro intervento.
e scegliamo vie d'acqua per arrivare in un luogo che è un paradiso. È il fiume Brenta a condurci all'agriturismo alla penisola, a Campo San Martino in provincia di Padova. E di una penisola si tratta. Guardate. E cogliamo la bellezza del paesaggio fluviale, lo splendido gioco delle due anse del Brenta che forma questa S grandiosa. Approdiamo in una delle due sponde. Approdiamo sì perché fino ad ora abbiamo navigato. Sembra un sogno questo posto. E un sogno è stato anche per Marino, Emanuele e Roberto, 3 amici che alcuni anni fa, guardando e riguardando il fiume, l'Ansa, la fitta boscaglia dominatrice dell'area, si dissero: e se facessimo qualcosa de speciale, de nostro, se creassimo un posto dove la gente può stare bene, mangiare un boccone, bere vini buoni, conversare, passeggiare, navigare? Proviamo a metterlo a posto, questo posto? Nessuno avrebbe scommesso su una penisola così inselvatichita e poco accogliente, ma loro sì. Ed ecco cosa è diventata. Tanta volontà, sacrifici e olio di gomito, lavorando oltre il lavoro, hanno permesso di dare corpo al sogno, da penisola selvaggia e inospitale a l'agriturismo La Penisola, un pezzetto di paradiso in terra. Bravi ragazzi! Ora entriamo nello spirito del locale che avete creato. Ospiti d'onore sempre, accoglienza, tanta, tradizione e qualità, stile, ospitalità. Emanuele, re della cucina. Roberto, mente organizzativa dell'azienda agricola e agrituristica. Marino, addetto alla comunicazione, ma comunque sempre tutti pronti a fare tutto. La specialità della casa è lo spiatto di carni miste con polenta fritta. Le carni, pollame, bovini, suini, arrivano direttamente dall'azienda agricola della penisola, come pure gli ortaggi e i cereali. Il menù è strettamente legato ai prodotti stagionali del territorio. Per quanto riguarda l'ospitalità, al primo piano del casolare si offre tutta la settimana alloggio in comode camerette con 2, 3 o 4 letti con vista nel verde. L'arredo è in tipico stile veneto. In ogni stanza è possibile aggiungere un letto o una culla. Veniamo al legame con la transumanza. È molto stretto. Marino è uno dei fedelissimi cavallari che la seguono da tanti anni. Quando è tempo di lasciare la montagna ci pensano loro, i cavallari, a raggruppare le mandrie in un unico sito e da lì avviare la grande avventura e ridiscendere in pianura. Ma ritornando alla penisola, benvenuti tutti in questo agriturismo speciale a Campo San Martino in provincia di Padova, tra terra, acqua e cielo. Ed ora benvenuti nelle terre del Durello, nel cuore del Veneto, area berica. Il momento topico è la vendemmia e qui è dove si realizza l'annata viticola, cioè raccogliamo quello che abbiamo prodotto con il nostro lavoro, con il lavoro dei nostri agricoltori, con la cura, eccetera, e con l'andamento stagionale. Ecco, questo non lo possiamo prevedere, dipende dal tempo, dal tempo, e quindi fa un po' quello che vuole. Dicono che sia rimasto da sposare per questo. Comunque è stata un'annata un po' difficile dal punto di vista climatico e questo si nota anche nei frutti, nei grappoli, che non sono ricchi come sempre, come in altre annate, e sono un po' più poveri. Però una buona concentrazione. Sicuramente la qualità è migliora in questo caso perché si concentra, e inoltre essendo un po' più aperti, un po' più spargoli, con meno acidi, danno dei profumi e dei risultati migliori. Questo ci darà un ottimo recciotto quest'anno. Siamo adesso nella zona proprio del recciotto di Gambellara, in particolare Selva di Montebello, e qui è la zona di raccolta per noi dell'uva da appassimento, con cui facciamo poi gli spumanti e anche i tranquilli, appassiti, che
hanno una piccola nicchia come fine pasto, eccetera, per i veri intenditori e per chi li sa apprezzare. I prodotti particolari di nicchia vanno vissuti e vanno vissuti a 360 gradi, il prodotto, le persone, l'ambiente. E i prodotti particolari si fanno dove l'ambiente è molto rispettato. Quindi parlavamo di raccolta, parlavamo di operazioni culturali, di gestione delle erbe e delle piante, quindi ogni pianta viene trattata, si conosce per nome come il pastore conosce le sue pecore. È tempo ora dell'augurio canonico. Dunque, alla salute, senz'altro sentimenti divini. E beh, garantisce Colli Vicentini. Intanto qui è festa, in paese è festa grande. Peraltro Bressanvido ha istituzionalmente riconosciuto la vocazione agricola, definendosi da tanti anni paese della transumanza. Sembra ieri, quando, dopo l'abbondante colazione offerta dalla famiglia Pagiusco, una bella mattina di giugno, si partì per Malga Quintolotto. Ed ora è autunno. L'estate è volata ed è giunto il tempo della transumanza di ritorno. Pacifiche e generose, loro pascolano. Come si fa a non amarle? Tu hai ragione a amarle, perché loro danno da vivere a noi. Tutto. Perché se ci manca il formaggio, ci manca il latte, gli yogurt, tutte quelle cose che noi giornalmente dobbiamo prendere, allora se manca loro, manca tutte quelle cose, siamo finiti. Non si può parlare male di chi mi dà da vivere, e se parliamo male di loro siamo falliti. Malati proprio. Dopo il raduno delle mandrie da Malga Quintolotto si parte, ma non si vorrebbe. E qui ci si lascia il cuore. Bene, si parte e si torna a casa. Quale avventura! Durerà 3 giorni. Lasciata Marcesina e il territorio comunale di Enego, si attraverseranno i comuni di Foggia, Gaglio, Asiago e poi giù, fino in pianura. Il passato che andiamo descrivendo è il tempo della transumanza. I nostri vecchi puntavano sulle cose essenziali. Le loro misere risorse e generoso senso pratico non ammetteva spese inutili. E così, tra braghe, tiracche, cotoe, traverse, pettorine, sgalmare, socoi e anima religiosa, la vita contadina in rapporto strettissimo con madre terra si manifestava. La religiosità contadina riusciva a coniugare con ironia sacro e profano. Tradizioni, usanze, rappresentazioni popolari si mescolavano e consegnavano contributi di espressività cristiana. L'intero anno era, ed è, un'importante rappresentazione di vita agricola e di coltivazioni che seguono scadenze stagionali. La luce, il fuoco, sono miccia cristica. Il Cristo nella liturgia della Chiesa segue le stesse scadenze stagionali della coltivazione agricola. I falò, accesi in determinati momenti dell'anno, evocano riti contadini antichissimi, nati con l'uomo primitivo, sostenuti da una paura costante di perdere il sole durante il solstizio invernale e le forze della vegetazione. Il fuoco, nelle forme e luoghi più diversi, diveniva cerimonia sacrale. Significava rigenerazione, fertilità, vittoria, purificazione. Anima religiosa e ricorso alle forze creatrici della natura si combinavano. Questa transumanza è un appuntamento importante, giunto alla sua 14ª edizione, ed è proprio una veterana. Ho saputo, Marino, che Delia, tua mamma, che ho avuto il piacere di conoscere in occasione di precedenti edizioni della transumanza, se n'è andata l'anno scorso. Ti ricordi questo momento? La intervistai parecchi anni fa, in occasione delle riprese che avevamo dedicato, naturalmente, all'evento transumanza. Mia mamma è stata non una colonna, è stata di più.
salutiamo Delia, che ha scelto di abitare ai piani superiori. Sotto questo cielo, con questi scenari che riempiono gli occhi e queste vacche che hanno atteso un anno per ritornare nei pascoli infiniti della montagna, il tempo è passato. Un mese dopo l'altro e si è arrivati a settembre. L'opera di Malghesi si è affiancata a determinati e generosi bisogni della Mandria. Così, miei cari, alla ruota della storia gira. Abbiamo seguito fino ad ora la Mandria e con gioia e gratuità la famiglia Pagiusco e la Proloco di Bressanvido ci hanno resi partecipi di una grande avventura, la transumanza. Uno spettacolo per tutti, emozionante ed indimenticabile. Beh, non finisce qui il nostro incontro con il territorio, la gestione delle risorse, l'evento transumanza, il mangiar sano, personaggi e testimoni a sorpresa. E sapete che tutte le domeniche noi siamo qui con voi. La nostra casa si chiama Dimensione Civiltà ed occupa uno spazio-tempo di 30 minuti preziosi. Benvenuti a casa vostra. Ed ora, miei cari, arrivati quasi alla fine della puntata, un messaggio di tenerezza. Quando la morte bussò alla mia porta, la pregai di non entrare, ma lei entrò senza esitare. Altre volte io venni in questa casa, disse, e sempre mi accogliesti. Venni vestita di verde, cosparsi di fiori il tuo glicine. Profumai il tuo giardino, lo bagnai di rugiada, mi chiamasti Natura. Venni vestita di bianco, feci brillare i tuoi occhi, sorridere tua moglie e i tuoi figli, mi chiamasti Letizia. Venni vestita di rosso, tremò il tuo cuore. Pregasti, qualcuno andò via, altri ti dissero parole buone, mi chiamasti Dolore. Venni di luce vestita e ti sentisti più vivo, più vero. Ti sembrò una cosa più cara. Mi chiamasti Amore. Ora, perché mi vedi di nero vestita e credi che io spezzi, interrompa, mi credi nemica di ciò che tu ami? No, non guardare il vestito. Non parlai. Lei prese per mano la mia sposa e si avviò. Allora gridai, qual è il tuo nome? Rispose la morte, di nero vestita. Il mio nome è uno solo. Sono la vita. Ascoltate il vento, vi scompiglia i capelli e i pensieri, anch'esso è la vita. Forse è il respiro degli antenati. Ed ora è giunto proprio il tempo di dirvi a tra 7 giorni qui.